In questo numero è Festa Giulia, lo speciale sulla promozione. Portogruaro, Tarlà lascia la presidenza, attesa per il nome del successore. In seconda categoria è salvezza per il Gruaro. Il Porto femminile travolge il Venezia pensando alla finale di Coppa Veneto. Il consueto punto sul basket del Veneto orientale. La pallacanestro Portogruaro programma il futuro. Nel volley, Concordia vince con San Donà e resta agganciata ai play-out. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. È tempo di festa per il calcio del Veneto orientale. Aggiudicandosi per 1-0 il derby con il Bibbione, la Giulia Sagittaria è volata in promozione, ritrovandola a distanza di 3 anni. Un trionfo ormai annunciato, ma sofferto oltre il lecito dopo un girone d'andata contraddistinto da 14 vittorie e un pareggio, polverizzando ogni record del calcio veneto. Una vittoria che finalmente inverte la tendenza dopo un periodo buio che nel giro di poche stagioni aveva visto sprofondare i nerazzurri dalla Serie D alla prima categoria. Sì, diciamo che è meritatissima questa vittoria finale. Penso che i ragazzi, società, staff e tutto se lo meritino e di conseguenza è giusto così, è un degno finale di una stagione eccezionale. Noi sapevamo che il campionato era complicato, era difficile, non eravamo partiti con il favore dei pronostici, ci sono squadre più attrezzate di noi, la continuità dei risultati, la continuità del girone d'andata ci ha dato una sicurezza che è stata importante e il girone di ritorno abbiamo sofferto e abbiamo cercato di portare a casa il prima possibile questo risultato, ma ripeto, se lo meritano tutti, dallo staff, ai giocatori, alla società, a tutti. Veramente è stata una cavalcata importante, incredibile quello che abbiamo fatto e faccio i complimenti ai ragazzi, faccio i complimenti alla società, faccio i complimenti al mio staff, a Luca Pauletto e a Fabrizio Tonasso, che non si vedono mai, però sono importantissimi e forse anche più utili di me, dunque complimenti a tutti e veramente strameritata questa vittoria di campionato. Una pagina importante perché si tratta finalmente dell'inversione di tendenza. Sì, ma avevamo un progetto che volevamo farlo durare 4 anni per riuscire a salire di categoria, ci siamo riusciti in 2, ripeto, è merito della programmazione della società e di questi ragazzi che dall'8 di agosto si sono impegnati alla morte per cercare di fare il meglio possibile. Ripeto, il girone d'andata ci ha dato una consapevolezza importante dei nostri mezzi e delle nostre qualità, diciamo che è meritato e questo va solo a merito dei ragazzi, ripeto, della società e di tutto lo staff. Senti, questa squadra in previsione della promozione di che ritocchi potrà aver bisogno? Ma non è il momento di parlarne adesso, diciamo che adesso ci godiamo la festa, importante, strameritata e lunga, che aspettavamo da tanto, dunque parleremo, ci sarà tempo e modo di discutere di queste cose. Allora capitano, finalmente è arrivata. Finalmente sembrava non dovesse arrivare più, insomma, l'abbiamo sofferta nelle ultime partite e insomma, oggi finalmente l'abbiamo portata a casa. Sei arrivato tu, sarà magari una coincidenza, però insomma, hai coinciso con questa inversione di tendenza qui a Concordia. Beh, insomma, sì, mi prendo la mia parte, però devo dire che il merito è un po' di tutti, è da condividere con tutti, insomma, dal mister allo staff, alla società che è stata sempre presente e ci ha sempre sostenuto, insomma, ecco. Quella di quest'anno è stata una squadra creata con un mix perfetto, direi, tra giovani, volenterosi, bravi ragazzi e qualche persona di esperienza, di spicco che insomma ha dato il suo contributo anche nel guidarli. Senti, dopo il girone d'andata magari pensavate forse di chiudere un po' prima? L'idea era quella, insomma, ecco, di poterla chiudere prima. Certo non ci dispiace averla chiusa a 2 giornate, insomma, a una giornata alla fine, mettiamola così, considerando che forse all'inizio qualcuno avrebbe firmato con qualcosa di più, insomma, forse anche col sangue avrebbe firmato un risultato del genere, ecco.
Oggi magari non è arrivato il gol, però insomma è arrivata la promozione. Questo era importante oggi, era importante centrare l'obiettivo. È una stagione incredibile, siamo contentissimi. Non era importante il gol, bastava portare a casa questo punto. Abbiamo vinto, perciò siamo felicissimi e adesso festeggiamo finalmente. Ecco, stagione incredibile anche proprio per quanto ti riguarda, visto il numero dei gol che hai fatto. Sì, sicuramente è stata, sicuramente è stata la mia miglior stagione a livello realizzativo. Sono contento, ma diciamo che il merito è del mister, della squadra, di tutti quanti. Mi hanno messo nelle condizioni di far benissimo, perciò sono super contento. Senti, più sofferta del previsto dopo il grande girone d'andata? Sì, abbiamo fatto un super girone d'andata, poi chiaro le squadre insomma ci conoscono un po', perciò ci hanno messo anche in difficoltà, ma insomma l'importante è essere riusciti a centrare appunto l'obiettivo, perciò va benissimo così. Possiamo dire che avete onorato fino alla fine il vostro impegno, è stata partita vera, insomma ci avete provato, poi insomma la Giulia magari è riuscita a fare quel gol nel secondo tempo, comunque nulla da dire insomma riguardo il vostro impegno. Insomma diciamo che la Giulia quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, onore al merito a loro perché non si sta in testa dall'inizio alla fine, senza avere delle grandi doti sia qualitative a livello di gioco sia a livello umano, perché ci vuole spirito e sacrificio per vincere un campionato in qualsiasi categoria. Credo che noi abbiamo fatto oggi come sempre la nostra onesta partita, forse magari anche oggi non siamo stati così fortunati perché un palo e una traversa li abbiamo presi, magari il pareggio ci stava anche, però insomma non era una partita dove c'era la cattiveria giusta per finire il campionato secondo me, quindi era normale che ci fosse una partita giusta, una bella partita tirata ma non agonistica come se ci fosse stato qualcosa in più in palio, ecco. Però va bene così, i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Siamo stati un po' penalizzati credo dall'infortunio dell'inizio stagione di Gobatto, che l'anno scorso ha fatto 40 gol e quest'anno ci è mancato all'inizio. Nel momento che Francescuto stava facendo benissimo si è infortunato anche lui, quindi abbiamo dovuto puntare molto e ha fatto un grandissimo campionato Bojan e tutta la parte difensiva, quindi i 7-8 pareggi consecutivi che abbiamo fatto ci hanno un po' penalizzato perché potevamo essere almeno, secondo me con questo gruppo e con questa squadra potevamo essere nelle prime 4 posizioni per giocarsi almeno i playoff. Poi però è chiaro che il calcio c'è anche questo e ci sta, insomma. Comunque un plauso ai ragazzi perché l'obiettivo inizio stagione era comunque di salvarci tranquillamente, ci siamo riusciti, quindi va bene così, insomma. Comunque abbiamo fatto esordire un 2001, un 2000 anche quest'anno, i 99 hanno giocato, quindi una squadra che in prospettiva ha delle buone prospettive. E a proposito di futuro a Bibbione, lascia Alberto Spinelli, uno degli elementi storici del gruppo, per lui il meritato tributo di addio al calcio da parte dei compagni di squadra. Sì, diciamo che i problemi lavorativi mi impediscono di continuare perché lavorando a Udine mi diventa difficile tornare giù a fare allenamento, quindi non mi piace fare le cose tanto per fare, saltare allenamenti, quindi ho preferito così, insomma, pur dispiacendomi perché insomma Bibbione si sta bene, sono ormai da 4 anni, quindi avrebbe fatto piacere continuare, ma col lavoro proprio non ce la faccio, insomma. Senti, una stagione che comunque è andata secondo quelle che erano le vostre aspettative? Sì, l'obiettivo della società all'inizio era proprio quello di salvarsi con tranquillità e poi casomai vedere che qualcos'altro, però alla fine è un campionato difficile, i valori erano abbastanza livellati, a parte il Concordia e il Fossalta di Piave che hanno fatto un campionato a sé, però per il resto è stata ogni domenica una battaglia, quindi noi abbiamo raggiunto l'obiettivo con qualche giornata d'anticipo, infatti la società era molto contenta, noi siamo contenti e bene così, insomma. Primo anno tornati in prima categoria dopo un bel po', insomma. Per una Giulia che ha fatto festa in prima categoria, in eccellenza il Sandonà grazie alla cinquina rifilata all'Union QDP e al concomitante pareggio dell'Istrana a Sedico, è ad un passo dalla conquista della Serie D. Tra le lunghezze di vantaggio dal tandem Bellia-Piavi-Strana, manca quindi un solo punto da conquistare negli ultimi 90 minuti allo Zanuto, proprio davanti ai bellunesi del San Giorgio. Impegno comunque da non sottovalutare, visti gli incidenti di percorso nei quali i sandonatesi sono incappati nell'arco dell'intera stagione.
In promozione, nonostante la sconfitta nello scontro diretto con il Lovis Presiano, il 90 è comunque ad una sola lunghezza dalla salvezza, da conquistare domenica prossima contro un Vazzola per niente disinteressato, in quanto ancora in corsa per un eventuale terzo posto e quindi per avere il beneficio dei 2 risultati utili su 3 al primo turno dei play-off. Il Cauro e la Salute invece, con una rete di Cagiano che ha replicato a quella di Da Silva, ha fermato sulla parità un Treviso ormai concentrato quasi esclusivamente sulla finalissima di Coppa Veneto contro lo Pitergina. I litorani possono approssimarsi al derby casalingo con il Portoguaro, avendo la possibilità di operare il sorpasso in classifica sui cugini proprio sul fil di lana. Un sodalizio, quello granato, dove vi sono in vista profondi cambiamenti, con il presidente Antonio Tarlà pronto ad uscire di scena. Io credo di aver finito un ciclo a Portogruaro, quindi se c'è la possibilità o se c'è qualcuno che vuole farsi avanti, io non ho nessun problema a passare la palla. Probabilmente ci vogliono idee nuove, altre persone e anche altre risorse economiche, perché fare un campionato di promozione ci vogliono risorse economiche per poterlo vincere e andare in eccellenza. Ecco, lei ha parlato di idee ed energie nuove. Forse l'estate scorsa la mancata fusione col Fossalta è stata un'occasione sprecata? Ma non credo. Per fare queste cose qua ci vuole il momento giusto e anche, diciamo, non le occasioni, e avere tutto quanto a disposizione per fare queste fusioni, ecco. Quindi probabilmente, non dico che è stata un'occasione mancata, ma non era il momento giusto l'anno scorso, ecco. Quindi io non dico che probabilmente quest'anno potrebbe esserlo, però è molto difficile cercare di capire, di fare. Io dico solo una cosa che è importante, che ci sono molte persone che parlano. Quest'anno è stato difficilissimo il campionato, perché tra quello che hai detto, tra l'allenatore, tra il main sponsor eccetera, tenere su in piedi la società non è stata una cosa facile, ecco, questo voglio dire. Vi siete sentiti un po' traditi dal vostro sponsor alla luce delle ultime accuse che sono state mosse nei suoi confronti, truffa, no? Sì, lo sponsor diciamo, non ha adempiuto fino a novembre, poi dopo niente più, e abbiamo dovuto far forza sulle nostre risorse. Riuscirà a consegnare alla fine della sua avventura alla direzione del Portogruaro una squadra senza oneri per chi dovrà poi succedere a lei? Ma io penso di sì, come li abbiamo fatto negli anni passati. Noi i bilanci li abbiamo sempre fatti quadrare, quindi quest'anno sarà un po' più difficile, come ho detto io, quindi non lo vedo un grosso problema, ecco. Ci vorrà un po' più di tempo, quello sicuramente. Avete di fatto salvato il calcio a Portogruaro. Si può fare un bilancio esattamente di questi 5 anni di presidenza? Ma diciamo che quest'anno è stato difficile, molto difficile. Eravamo partiti bene e poi abbiamo avuto le dimissioni dell'allenatore, abbiamo dovuto prendere un altro allenatore prima che i ragazzi si ricompattassero con questo nuovo allenatore. Abbiamo perso dei punti strada facendo. Io avevo chiesto ai ragazzi, come l'anno scorso, di arrivare almeno ai playoff, e cosa dire, se oggi vincevamo, visto che ho visto i dati che il Fontanelle ha perso, c'era ancora qualche possibilità se il Treviso vinceva la Coppa Veneto, però sono tutti numeri, poi alla fine il calcio è bello perché è così, ecco. E dopo la Giulia Sagittaria, in prima categoria potrebbe far festa anche il Ponte Crepaldo. Vincendo di misura lo scontro diretto con il Casale, grazie alla rete in apertura di Frasson, i crepaldini, al quarto successo consecutivo, sono adesso ad una sola lunghezza dalla matematica salvezza, traguardo insperato sino ad un mese fa. A Badovere diventa obbligatorio vincere, sperando nel risultato positivo dal campo di Ponzano, dove è impegnato il Treporti, che dopo essere crollato in... Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero.
GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. In seconda categoria la festa è tutta del Gruaro. I biancorossi hanno travolto il Ceggia conquistando la matematica salvezza. Una vera e propria impresa, considerando com'era incominciata questa avventura, tra l'incertezza generale, conseguenza di una squadra dall'età media piuttosto bassa. Sì, alla fine abbiamo raccolto quello che tutti quanti speravamo, obiettivamente attraverso molte difficoltà, non lo nascondo, attraverso molti dubbi, però la squadra anche nei momenti di difficoltà ha sempre reagito e alla fine sembra quasi una favola effettivamente, e io sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e quindi sì, una grandissima soddisfazione, questo sì. È stata una scommessa vinta. Sì, anche dovuta un po' alla necessità, visto le difficoltà della squadra, della società, alla fine dello scorso anno per la retrocessione, l'insicurezza della categoria in cui andavamo a fare, la difficoltà a reperire anche giocatori, quindi è normale. E quindi è stata una scommessa, sì, perché poi porta su tanti ragazzi con molte incognite, è stata una scommessa vinta per fortuna, sì. Ecco, ragazzi che tra l'altro sono in prossimità del ciclo universitario, quindi potrebbe essere anche un problema in previsione futura. Con questo ho già parlato con i miei collaboratori, effettivamente molti di questi ragazzi il prossimo anno andranno ad affrontare l'università, quindi comunque si presenta un ulteriore problema. A differenza dello scorso anno però abbiamo già le basi, nel senso che la società sa già la categoria che va a fare, quindi ci possiamo muovere con un po' di anticipo, però di queste cose ne parleremo più avanti, anche per capire un attimino quali saranno le nostre posizioni e progettare qualcosa per il futuro, però queste cose qua magari sarà più logico che ne parli la società, il presidente, su queste cose qua. Io preferisco limitarmi a parlare di quello che è stato il discorso del campo, che ci ha premiato, che ha premiato questi ragazzi. Adesso ci godiamo questo periodo qua di grande soddisfazione. Domenica andiamo ad affrontare l'ultima partita con il solito impegno che ci mettiamo sempre. Per il futuro poi ne parleremo con la società, consapevoli, come dicevamo prima, che molti di questi ragazzi qua andranno all'università, quindi ci sarà logisticamente difficoltà negli allenamenti, però ripeto, sono cose che vedremo più avanti insieme alla società. Ci hai sempre creduto? E adesso sembra quasi dire una retorica, dire sì, ci ho sempre creduto, ci credevamo tutti. Io sì, in cuor mio ci ho sempre creduto, ho sempre lavorato per questo obiettivo qua. Non sempre le cose vanno come devono andare. A noi è andata bene perché comunque, come ho detto prima ai ragazzi che li ho lodati, c'è stato il massimo impegno per tutti quanti. Quindi loro stessi mi hanno aiutato a crederci, perché quando abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo passato dei momenti veramente difficili durante il campionato, loro con il loro atteggiamento mi hanno aiutato a crederci, e io quando poi li vedevo all'allenamento, e qua ripeto, mai meno di 14-16 allenamento, anche nei momenti di maggiore difficoltà, e ripeto, loro mi hanno aiutato a crederci, e io sì, in cuor mio ci ho sempre creduto, ho sempre lavorato per questo. Anche il Telio Veneto si è imposto sulla Nonese assicurandosi i play-out, e invece retrocessione, peraltro annunciata, del sindacale, che dal prossimo anno potrebbe trasformarsi in un sodalizio di calcio amatoriale. Al vertice, con la vittoria sul Burano, il San Stino vede la possibilità di qualificarsi direttamente alla seconda fase dei play-off, a patto che negli ultimi 90 minuti della stagione i lagunari non vincano con la Sangiorgese, mentre i liventini battano la Nonese. Tutto da decidere in terza categoria per quanto riguarda la vittoria finale, sebbene se sul campionato fosse stata già messa la parola fine, dopo i risultati di domenica scorsa tanto il Cessaldo quanto il Silea sarebbero promosse. Questo perché tra la seconda e la terza si è creato nuovamente il divario dei 7 punti che, finendo così, annullerebbe i play-off. L'arbitro del campionato sarà l'Evolution Team, ospite della capolista, mentre per il Silea sarà tutto facile a Piavon. Da tenere d'occhio anche quel che succederà a Casier, dove se i padroni di casa non dovessero vincere con il Torre di Mosto, consegnerebbero la promozione diretta anche alla seconda classificata.
In Serie D femminile le ragazze del Futuro Giovani, imponendosi sul campo del Longarone, hanno conquistato quel punto che le separava dalla matematica promozione in Serie C. Il Portoguario invece passeggiato con il Venezia, un 7-0 firmato dalle doppiette di Feletti, Finotto e Furlanis e dalla marcatura di Oprea al termine di una partita dove Mister Colla, in vista della finalissima di Coppa Veneto, in calendario il prossimo 1 maggio a Moto di Livenza, si è permesso di concedere respiro a tutte coloro che sin qui sono state maggiormente impegnate. Sì, diciamo che domenica era una partita che non poteva dire niente, nel senso che ormai il Venezia aveva già fatto il suo campionato, forse hanno giocato anche un po' sottotono, diciamo così, però noi comunque abbiamo fatto la nostra partita e comunque aver fatto comunque 7 gol, facciamo capire anche in prospettiva insomma, che il Portogallo c'è, è ritornato e vuole fare bene, vuole concludere al meglio questa stagione che sicuramente meritiamo anche qualcosa in più, oltre a essere già arrivati a una finale e essere arrivati ai playoff. Ecco, allora guardando alla finale? Guardando il finale, adesso di fatti ho voluto fare questa settimana qua molto intensa anche per prepararci al meglio sia a livello fisico che a livello mentale per affrontare questa finale che sicuramente meritiamo e nella speranza anche di riuscire a portarla a casa. Non sarà sicuramente facile perché incontreremo una squadra che ha vinto il campionato, una squadra molto forte, molto abile su tutti i ruoli, quindi una squadra che conosciamo, quindi affronterò tutti gli elementi sulla finale e cercheremo insomma di prepararci al meglio per affrontare questa partita. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Caole non lascia scampo a Monfalcone, in tal modo confermandosi al terzo posto della Serie C Gold alla vigilia dell'ultimo turno della stagione regolare, quando la griglia dei play-off si deciderà in via definitiva nell'ambito di un incrocio tra le prime 4 che vedrà i gialloblu di coach Ostan scendere sul campo della capolista Rucker, mentre Oderzo, quintetto con il quale condivide il terzo gradino della classifica, ospiterà il Caligaris. Per i litorani sarà la migliore occasione per testare lo stato di salute dei primi della classe, i quali, sconfitti domenica da Mestre, non sembrano attraversare un periodo di forma strabiliante. Ariese Pio X, brutta sconfitta invece per Jesolo, adesso raggiunto in classifica dal Verona all'ultimo posto utile per i play-off, il che complica le cose. In coda era in programma lo scontro a salvezza tra Codroipo e Montebelluna che ha premiato i trevigiani, condannando di fatto gli udinesi alla retrocessione diretta. Serie D friulana invece che ha già concluso la stagione regolare, l'ultima giornata ha regalato la sorpresa a Valtorre che espugnando il forum di Pordenone proprio sul fil di sirena ha agguantato i play-off. Portogallo invece ha perso male ad Azzano X, vanificando in tal modo l'ultima possibilità per addolcire la pillola di una stagione negativa. Adesso per i giovani Granata testa al primo turno dei play-out, avversario di turno il San Vito Trieste, squadra di un certo calibro che regala ben poche speranze. Noi arriviamo da questa ultima sconfitta con Azzano che sicuramente ha lasciato un postumi di stanchezza e anche di convinzione che se non si gioca al 100% in Serie D non si porta a casa il risultato. Come sempre nei playoff si gioca in 2 partite con la Bella, eventuale in casa di Trieste, e i ragazzi io credo ce la metteranno tutta perché il traguardo da raggiungere è sicuramente ambizioso per come siamo partiti. Voi come società state già programmando il futuro? Quindi potrebbero esserci delle novità in seno alla squadra, alla prima squadra che verrà?
Ma stiamo programmando, certamente, ci siamo già messi in moto per contattare allenatori per il prossimo anno che possano magari ricostruire una prima squadra degna di Portogruaro, perlomeno a livello di senior, ma senza smentire la strada dei giovani. Questo sicuramente sarà il nostro proseguio, continueremo a lanciare giovani, è il nostro obiettivo da sempre, dare spazio ai giovani in una Serie D dove alcuni giovani hanno fatto bene e lo stanno dimostrando, e gli interessamenti delle prime squadre verso di noi, le prime squadre di settore Serie A, lo stanno dimostrando. Quindi sempre avanti con questo progetto che sta sicuramente dando frutti per quanto riguarda l'individualità. In promozione si è giocata gara 1 dei playoff con lo Spili Basket, che non ha sbagliato al cospetto di Maniago, mettendo ormai nel mirino la finalissima. Ha fatto altrettanto anche la pallacanestro Fossaltese, che ha regolato dopo una partita alquanto sofferta Balonsesto. 64-58 il finale, ritorno tutto da giocare venerdì 27 a Gruaro. Stagione regolare finita per la Serie C maschile. L'ultima giornata non ha cambiato lo stato delle cose in classifica. Nella finalissima per il salto di categoria sarà dunque la Duna Volley, prima nel girone B, a sfidare il Faizanè, dominatrice assoluta nel raggruppamento A. Bibione Mare e Portogruaro si sono classificate seconde e nel primo turno dei playoff affronteranno rispettivamente in gara secca da giocarsi per entrambi in casa sabato 5 maggio Altaira Volley e Belluno. In C femminile invece la netta sconfitta subita dal San Stino a Rossano Veneto e la vittoria al tie break dell'Igeo sul Meduna complicano un poco la corsa per la salvezza delle liventine, adesso costrette ai play-out e non più padrone del proprio destino. In D femminile invece, giocando con grinta e determinazione, preziosa affermazione della Pallavolo Concordia su una Immoco Sandonà priva delle stesse motivazioni. Le biancorossi adesso sono tornate a far sentire il fiato sul collo al Feltre per quell'unico posto che permetterebbe di giocarsi tutte le speranze di salvezza ai play-out. Sabato scontro diretto decisivo in terra bellunese. Sì, partendo dalla partita che è stata da parte nostra un'ottima partita, forse l'avversario non aveva le nostre motivazioni, è sceso in campo un po' fragile. Certo che le partite bisogna portarle sempre a casa, noi abbiamo fatto una prestazione soprattutto sotto l'aspetto mentale importantissima. Adesso ci aspetta la nostra finale sabato prossimo e auguriamoci che le ragazze mettano lo stesso impegno, la stessa determinazione che hanno messo stasera, e sicuramente la partita ce la giochiamo ad armi pari. Infatti scontro diretto a Feltre, vi arrivate appunto ancora in piena corsa, ovviamente è obbligatorio vincere. Sì, obbligatorio vincere, e le motivazioni ce le abbiamo tutte, soprattutto dopo una prestazione del genere. Abbiamo l'entusiasmo, sappiamo che non sarà una partita facile, probabilmente avremo molto pubblico contro la settimana prossima, ma dobbiamo pensare solo al campo perché alla fine siamo 6 contro 6. Le possibilità ce le abbiamo tutte, ripeto, abbiamo buttato via tanti punti per strada e siamo convinti di recuperarli sabato prossimo a tutti i costi. 3 punti fondamentali a questo punto della stagione. Decisamente, abbiamo giocato abbastanza bene, devo dire, sono molto contenta per come è andata la partita. Sono molto fondamentali questi punti, anche perché siamo più o meno, insomma, alla salvezza / retrocessione, quindi punti molto importanti. La prossima settimana giocheremo contro il Feltre, quindi sarà la grande battaglia, lo scontro diretto, e speriamo vada bene. Senti, tanti punti buttati via proprio all'ultimo in questa stagione, che cosa vi è mancato? Allora, diciamo, cosa ci è mancata? Un po' di grinta e un po' di voglia, quella che stasera in realtà invece si è fatta vedere, perché eravamo molto cariche e la partita è partita bene da subito, e quindi questo forse. Ecco, la voglia che non vi deve mancare assolutamente sabato prossimo. Esatto, giustamente sabato prossimo arriveremo piene di grinta, di voglia per fare il meglio e portarci a casa i 3 punti.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.